È stata arrestata dai carabinieri una donna di 63 anni accusata del tentato omicidio della sua vicina di casa. Nell'abitazione è stato trovato il martello con il quale ha colpito la vittima. Un vero e proprio pomeriggio di terrore, quello vissuto in una palazzina di Legnago, un agguato, quello messo in atto dalla 63enne, che ha atteso la vittima a 58 anni sul pianerottolo di casa, poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino per stordirla ed ha iniziato a colpirla con un martello sulla testa. Piena di sangue la vittima è riuscita a liberarsi e fuggire in strada per chiedere aiuto. A soccorrerla un automobilista che l'ha accompagnata subito in ospedale. Non contenta, l'autrice del tentato omicidio, in preda alla rabbia, ha pensato bene di recuperare la borsa lasciata a terra dalla malcapitata e a rubarle dal portafoglio 80 euro. Poi con le forbici le ha tagliato tutti i documenti personali. I carabinieri hanno bloccato la 63enne per tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, all'origine di questa efferata aggressione vi sarebbero dei dissapori tra le due donne. Alla vittima, infatti, sarebbe stato addebitato un presunto coinvolgimento nella procedura di sfratto che avrebbe colpito a breve l'autrice del grave episodio di violenza.